Il sindaco Luigi Brugnaro lancia dal Ferragosto al Lido un forte appello all'autonomia del Veneto. Il Veneto deve andare fortemente verso l'autonomia. Venezia alleata, io con Luca Zaia, alleati per avere l'autonomia del Veneto e l'autonomia dentro l'autonomia del Veneto, l'autonomia della città metropolitana di Venezia. Quei poteri devono essere dati a Venezia. Non so se ce la faremo adesso, perché il piano l'hanno ordito segretamente nelle stanze segrete di Roma, perché nessuno aveva visto niente di questo testo, ce l'hanno infarcito dentro la logica dell'emergenza e per cui il piano l'hanno già architettato e lo porteranno a casa probabilmente, ai danni dei cittadini. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nascita dell'Agenzia per Venezia, inserita nel decreto agosto dal governo, che verrebbe guidata da nomine romane. Hanno previsto che l'agenzia venga diretta da nomine romane, sentito il sindaco e sentito il presidente della regione, neanche di concerto. Cioè siamo stati commissariati. La domanda è: ma chi è che può essere meglio, che sa più cose per quando aprire o chiudere le paratie? A Roma. Sono i romani che sanno meglio. Una scelta che, secondo Brugnaro, ha delle responsabilità ben precise. E l'accusa grave che faccio, ma importante va detta, ai parlamentari veneziani, perché loro sono stato lo strumento di questo tradimento, un vero e proprio tradimento, un golpe di Ferragosto che ha dato in mano a Roma. In cambio cosa avranno? Posti nelle commissioni, nei ministeri, posticini, vivono di politica. Agenzia a parte, il primo cittadino però sottolinea che il premier Giuseppe Conte ha mantenuto alcuni degli impegni presi con la città di Venezia. Il decreto agosto, il premier Conte ha mantenuto le promesse per la città? Sì, sul decreto agosto rispetto al comune direi di sì. Io avevo fatto una discussione accesa assieme agli altri sindaci metropolitani. Io ero stato anche abbastanza duro in quell'occasione, avevamo chiesto 3 miliardi per tutti i comuni italiani e Conte ci aveva fatto alla fine questa promessa. L'ha mantenuta nel decreto. Sostanzialmente, per quanto riguarda la finanza dei comuni, adesso stiamo guardando i singoli conti, anche perché non sappiamo quanto saranno gli ammanchi specifici. Credo ci sia ancora da rivedere tutta la parte del TPL, del trasporto pubblico locale, perché a Venezia siamo stati fortemente penalizzati, però sostanzialmente plaudo al mantenimento delle promesse.